Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Fontanarossa aperto ma senza il pienone di agosto. Alcuni voli ancora cancellati o dirottati, prosegue il lento ritorno alla normalità dello scalo catanese. Non rispondo alle polemiche, la replica dell'amministratore delegato dell'aeroporto a Trantino che chiede un passo indietro e le scuse ai viaggiatori. Ci vedremo all'assemblea dei soci, dice Torrisi. La galla allo Zen di Palermo parte dalla scuola, presidio di legalità, la rete delle istituzioni mobilitate per la riqualificazione delle periferie. Denuncia del WWF, c'è un disegno criminale dietro l'ondata di incendi nel Palermitano, un'organizzazione capillare di professionisti dell'illegalità vuole condizionare il territorio. Tregua finita, torna il gran caldo. Da mercoledì l'anticiclone africano ci farà boccheggiare di nuovo, almeno fino a Ferragosto. Assicurazione in arrivo anche per i monopattini, gli amanti della mobilità sostenibile non sono contrari, un provvedimento che dà maggiori garanzie a tutti. Calcio, il Cagliari nel mirino del Palermo, sabato l'esordio in Coppa Italia per i rosanero, nel pomeriggio la Lega Pro varerà il calendario di Serie C. Bentrovati. Fontanarossa dunque stamattina arrivati e partiti il 90% dei voli previsti dal Terminal A. Qualche tratta ancora dirottata o cancellata, ma sentiamo le ultime da Orazio Longo. Il lento ritorno alla normalità all'aeroporto di Fontanarossa passa dalle file che si rivedono ai check-in di nuovo aperti al Terminal A, dal serpentone ai varchi, dai volti più distesi dei passeggeri. Siamo nella zona partenza del Terminal A, come vedete dietro di me alcuni passeggeri stanno per imbarcarsi per un volo per Ancona, felici di poter partire tranquilli? Finalmente sì, dopo tanti disagi stamane abbiamo avuto la notifica che l'aereo, il volo è stato confermato qua su Catania. Partite in vacanza o tornate? No, torniamo dalla vacanza. All'andata come era andata invece? Ci hanno dirottato su Comiso. Qualche fila c'è ancora al Terminal C che confermano da SAC rimarrà aperto assieme al terminalino dell'aeronautica per tutta l'estate. Ancora oggi non mancano voli cancellati, ritardi e dirottamenti. Si vola da Catania anche extra UE, niente più dirottamenti a Trapani. Qualche tratta, dicevamo, ancora dirottata, ma insomma la normalità si avvia lentamente. Ora c'è il momento di dare spazio alla replica dell'amministratore delegato dell'aeroporto a Trantino, che aveva chiesto, come sapete, un passo indietro e le scuse dei viaggiatori. Non rispondo alle polemiche, dice Torrisi. Ci vedremo all'assemblea dei soci. Orazio Longo. Le polemiche rimangono dopo tutto quello, dopo le 3 settimane di emergenza. C'è chi chiede un passo indietro. Io rispondo del mio lavoro e quindi non ho partecipato alle polemiche perché avevo cose molto più importanti da fare e quindi non ho assolutamente niente di dire alla stampa. Io parlerò come è mio dovere, ovviamente quando e se ci sarà da chi devo dare conto, che sono i soci, e alla mia coscienza che garantisco essere pulita come quella di tutto il personale dell'aeroporto che ha lavorato con abnegazione come comunità, ivi compresi gli enti di Stato, per affrontare un'emergenza che è stata certamente non dovuta né alla nostra volontà né alla nostra responsabilità. Attendiamo risposte per quello che comunque sono gli esiti delle verifiche che sta facendo l'autorità giudiziaria con grande rispetto e senza ovviamente anticipare cose che non ci riguardano. L'aeroporto ormai è al 90%, possiamo dire così, operativo? L'aeroporto che sia, credo su questi numeri e forse più, sta funzionando correttamente sia il Terminal A che il Terminal B. Riqualificazione del quartiere Zen di Palermo. L'accordo di rete fra istituzioni e associazioni parte dalla scuola come presidio di legalità. Giusy Lazzara. Lo Zen di Palermo, quartiere da riqualificare per ricucire un tessuto sociale in sofferenza culturale ed economica propria delle periferie. Parte dalla scuola Falcone, travolta dall'arresto il 25 aprile della dirigente scolastica, sospesa e sotto inchiesta per corruzione, peculato e falso. Nella stessa scuola si firma oggi il patto di rete fra istituzioni, associazioni e forze dell'ordine. Noi dobbiamo continuare a credere nelle istituzioni e coinvolgere i cittadini in una forma di
con partecipazione e corresponsabilizzazione, e la scuola è un potente amplificatore in questa direzione. La scuola comunque resta un presidio di legalità. Per riqualificare il quartiere o lo si fa tutti insieme o altrimenti, come si fa di solito, si demandano certi interventi d'emergenza alla scuola, non si fa niente. E si guarda avanti e si pensa a potenziare i servizi. L'arrivo degli assistenti sociali in quartiere, proprio dentro il cuore dello Zen 2, ruolo importantissimo in questo momento ancora di più per tante ragioni diffuse legate alla povertà e ai bisogni. Si avvia oggi un percorso di partecipazione che coinvolgerà sempre più famiglie e abitanti dello Zen. A luglio nel Palermitano sono stati devastati dalle fiamme 6.000 ettari di vegetazione. La denuncia del WWF, sfregio irreparabile pianificato da mano criminale. Giusy Lazzara. Il colpo d'occhio è devastante. Il nero lasciato dal fuoco domina sui 6.000 ettari di vegetazione andati in fumo nel Palermitano. WWF Sicilia Occidentale non ha dubbi. I roghi sono frutto di un unico piano criminale. Bruciate le aree verdi che circondano la città, un'azione da professionisti portata avanti da un'organizzazione capillare. Il WWF e l'Aeroclub di Palermo hanno filmato dall'alto le aree bruciate dagli incendi e parla di un'area grigia, di attività legali e illegali, di interessi leciti ed illeciti che continua a condizionare la vita del territorio. Sotto accusa la politica, le forze dell'ordine e la magistratura, chiamata in causa dall'associazione ambientalista per aver sempre sottovalutato questo fenomeno criminale. Questo quello che resta dopo i roghi. Sulla Conca d'Oro tutto il resto è andato in fumo, da Capogallo ai Monti Billemi, Caputo, Castellaccio, Moarda, Orecchiuta e Grifoni. La concomitanza dei tempi di accensione nelle aree serali, denuncia il WWF, la scelta di giornate con condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla propagazione dei roghi e la perfetta conoscenza dei luoghi lasciano presupporre che una banda di criminali continua così ad inviare messaggi. E nelle ultime ore un rogo innescato dall'incendio di alcune sterpaglie ha distrutto il capannone di una ditta di prodotti ittici di Gela. Tanta la rabbia degli imprenditori che da tempo chiedono alle istituzioni di intervenire. Gerry Italia. Una immensa colonna di fumo nero alta decine di metri che ha lambito anche il centro abitato è un'attività distrutta in pochi minuti a causa di un incendio evitabile se solo si fosse provveduto a ripulire le aree esterne, come da tempo chiedono gli imprenditori che lavorano nella zona industriale nord di Gela. L'inferno di fuoco ha cancellato l'intero capannone della Pescagel, azienda del settore ittico. Il rogo è divampato violentemente intorno alle 17:30. C'era già un incendio esterno delle sterpaglie quando, a causa del vento forte, poi le fiamme si sono propagate fino all'interno del capannone, distruggendolo completamente. Il fuoco si è poi facilmente propagato all'interno, aggredendo gli impianti elettrici e la coibentazione delle celle frigorifere, che di fatto ha agito da accelerante, rendendo vano ogni tentativo dei vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, di salvare almeno in parte il capannone. Ed è tanta la rabbia degli imprenditori della zona che da tempo chiedono al comune e all'IRSAP interventi di pulizia delle aree limitrofe ai capannoni, senza però ottenere risposta. Io spero nelle istituzioni e nella riqualificazione di questa zona, che siamo abbandonati, ragazzi, siamo abbandonati dalle istituzioni. Nessuno viene a controllare, nessuno viene a fare pulizie, nessuno viene a... cioè noi che investiamo qua ci sentiamo abbandonati da tutti. Le indagini intanto sono in corso per appurare eventuali responsabilità. L'azienda ittica dà lavoro a diverse persone e il rogo al momento ha bloccato l'attività. Dimenticato l'ultimo weekend con piogge e serate fresche, in Sicilia nella settimana appena iniziata torneranno ad alzarsi le temperature sulle medie stagionali, questo a causa dell'anticiclone africano che ritornerà sull'isola. Francesco Triolo. Non ci sarà un ritorno del caldo afoso di luglio, ma l'estate tornerà e lo farà con le sue medie stagionali, facendo dimenticare nel corso della settimana appena iniziata gli ultimi temporali su alcuni angoli di Sicilia. Questo grazie al ritorno in scena dell'anticiclone africano che, secondo Antonio Sanop, fondatore del sito ilmeteo.it, sarà l'attore principale di questo radicale cambiamento climatico. Dall'interno del Sahara si allungherà verso il mar Mediterraneo e si tratta di correnti d'aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre ad una stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature. Con questo tipo di configurazione il caldo si farà sentire in particolare da mercoledì, facendo dimenticare le piogge, il vento e le serate più fresche,
tanto che nel weekend appena trascorso molti siciliani hanno disertato le spiagge. Ma nella settimana che accompagna al Ferragosto riecco il caldo. Dall'8 agosto, dicono gli esperti, stavolta di Trebi Meteo, un graduale rialzo della pressione atmosferica favorirà un generale ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori, con venti e moto ondoso dei mari in attenuazione e temperature che torneranno su valori pienamente estivi. Già da martedì quindi le temperature torneranno sopra i 30 gradi un po' in tutta l'isola, ma come detto non dovrebbero arrivare i picchi di caldo registrati a fine luglio. Non ci sono i presupposti per pensare che le temperature possano raggiungere quei valori estremi, spiegano ancora gli esperti, ma sarà caldo intenso come massime. Si stima che i picchi potrebbero aggirarsi intorno ai 36-38 gradi per alcune aree interne dell'isola. Monopattini elettrici, novità previste nella riforma del codice della strada, in arrivo assicurazione obbligatoria, targa, uso del casco, scusate. A Catania sono positive le prime reazioni davanti a queste nuove regole, maggiori tutele per tutti, dicono gli intervistati. Simona Mazzone. È solo questione di tempo, estimatori del monopattino preparatevi, RC e caschetto diventano obbligatori. Monopattini elettrici? Non solo vita più difficile per i trasgressori, ma anche nuovi obblighi e costi per chi li usa, a cominciare da targa, assicurazione sulla responsabilità civile e utilizzo dell'apposito caschetto, appena il provvedimento del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore. Si contano in Italia circa 550.000 monopattini elettrici, di questi 42.000 dello sharing sono assicurati, per gli altri si tratta di pagare una polizza di almeno 40 euro l'anno. E c'è già chi la definisce una stangata del governo per fare cassa, mentre per molti altri potrebbe essere un deterrente per i monopattinisti spericolati. Ma è una cosa giusta, perché alla fine se fanno qualche danno magari non hanno l'assicurazione, non sono in sicurezza. Il monopattino piace, è una scelta ecologica indirizzata a snellire il traffico cittadino, non sempre condivisa dagli automobilisti che strombazzano col clacson a chi percorre diligentemente la propria strada, cosa che un tempo avveniva con i ciclisti. Però il risvolto della medaglia evidenzia che non tutti sono così prudenti, data la mole degli incidenti su monopattino. Fondamentale, perché con questi monopattini sono andati in giro, l'educazione è andata sottoterra. In tutto c'è il pro e il contro. Il pro è l'utilità del monopattino, il contro è che purtroppo è utilizzato anche da gente un pochino incosciente. Una stretta condivisa da chi affitta questi mezzi a due ruote se si considera che, secondo il rapporto nazionale sulla mobilità in sharing, sui circa 650 incidenti su monopattino il 77% sarebbe avvenuto in autonomia, senza coinvolgere altri mezzi o persone. Quindi ben vengano maggiori tutele, come racconta questo ragazzo titolare di un servizio di noleggio. Sarà istituita una polizza apposita che poi verrà scaricata, credo, sul prezzo del noleggio del monopattino stesso. Per molti l'introduzione di assicurazione e casco, soprattutto dell'assicurazione, è un metodo per fare cassa da parte del governo. Voi cosa ne pensate? Ma secondo me non proprio, è un metodo per tutelare chi si trova per strada. A Gibellina, nel Trapanese, una serata evento tra le note di Mario Venuti e un'installazione teatrale con le favole siciliane di Italo Calvino, un binomio che ha affascinato il pubblico sullo sfondo del labirinto del Cretto. Simona Mazzone. C'è stato un momento in cui mi è sembrato capirci qualcosa. Una carriera strepitosa, ricca di successi, prima con i De Novo e poi da solista. Mario Venuti, chitarrista e voce catanese, torna sui palchi di tutta Italia quest'estate con un tour e 8 tappe. Quella di Gibellina nel Trapanese è stata una fantastica esibizione in uno scenario suggestivo, quello del labirinto del Cretto, durante un'installazione teatrale con la messa in scena delle favole siciliane di Italo Calvino. È tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente. Mario Venuti è reduce dal recente premio Carosone 2023 per il brano Napoli Bahia, per il ponte tra culture, per la sua carriera di chansonnier mediterraneo aperto alle contaminazioni dai De Novo ad oggi. Ho scelto delle canzoni che naturalmente non in maniera diretta, ma mi sembrano adatte anche a
a seguire a ruota alle favole di Calvino, canzoni come È stato un attimo, che parlano insomma dell'impermanenza eterna della vita, e quindi anche in un posto del genere proprio il tema dell'impermanenza, che tutto cambia, mi è sembrato quello giusto. Un altro posto nel mondo, che quindi parla anche della valenza dei luoghi e del nostro rapporto con i luoghi. E Mai come ieri, non può essere mai come ieri, perché naturalmente appunto sempre il tema dell'impermanenza, che tutto cambia, mi sembra pertinente. Il tour di Venuti prosegue per tutto agosto in giro per l'Italia con i suoi brani che ne hanno decretato il successo dagli anni '80 sino ad oggi. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là. Mario Venuti. Facciamo una breve pausa, subito dopo il calcio il Palermo prepara l'esordio in Coppa Italia e nel pomeriggio la Lega Pro varerà il calendario. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Si avvicina per il Palermo il primo impegno ufficiale rosanero sabato a Cagliari per il turno di Coppa Italia. Corini ritroverà Di Mariano. Marco Gulà. Dopo aver concluso i ritiri e aver goduto di alcuni giorni di riposo, il Palermo da oggi torna a lavorare in vista della prima partita ufficiale della stagione, in programma sabato alle ore 21. Per il Palermo un primo impegno di lusso all'Unipol Domus del Cagliari di Ranieri, squadra neopromossa in Serie A. Corini, nelle sue 5 amichevoli, ha fatto intendere anche quale possa essere la squadra titolare, aspettando novità dal mercato. Sarà un Palermo imperniato sul 4-3-3 e proprio a Cagliari dovrebbe essere schierato il tridente offensivo con titolare Brunori al centro e Di Mariano e Insigne sugli esterni. Mercato preso l'attaccante Valencia, si pensa al centrocampo. L'idea è quella di arrivare a Morutan, centrocampista del Galatasaray, capace di coprire tanti ruoli in mezzo al campo e che volendo può giocare anche come esterno. Il Palermo ha chiesto informazioni, ma il club turco, sapendo il potenziale del suo giocatore, chiede poco più di 5 milioni di euro, una cifra molto alta che potrebbe essere aggirata dalla dirigenza rosanero, chiedendo al momento un prestito con diritto di riscatto. Sempre a centrocampo il Palermo ha chiesto informazioni per Santoro del Perugia, club che difficilmente riuscirà a tenerlo, dato che con ogni probabilità giocherà in Serie C. Nel pomeriggio, dopo la definizione dei gironi, sarà pubblicato il calendario di Serie C. Il Catania è vicino all'acquisto dell'esterno Marsura, mercato bloccato invece in Casa Messina. Sergio Colosi. L'esterno offensivo 29enne Davide Marsura sarà il prossimo acquisto del Catania. Marsura, svincolato dopo Ascoli, è gradito al tecnico Tabbiani ed ha raggiunto l'accordo col club rossazzurro, dove porterà la sua esperienza con 157 presenze in Serie B. Trattato anche dalla Feralpi Salò, ha preferito la destinazione etnea, dove il progetto è di più ampio respiro. Firma sul contratto nelle prossime ore per un profilo di alto livello che ha già militato con Genoa, Modena, Brescia, Pisa e Venezia. Il Catania completerà un mercato da big del campionato con l'arrivo di una punta, piace sempre Salvatore Caturano del Potenza, e 2 difensori centrali che possono blindare il reparto. In attesa della composizione dei 3 gironi di Serie C e del conseguente calendario previsti oggi pomeriggio, il club di Pelligra ha chiesto al Crotone la disponibilità ad ospitare eventuali partite in campo neutro, ma i lavori procedono in maniera spedita affinché l'esordio casalingo in Serie C possa avvenire regolarmente al Massimino. Di tutt'altra atmosfera è il percorso del Messina, dove gli investimenti scarseggiano e di conseguenza anche gli acquisti. Modica aspetta 3 rinforzi di spessore, 2 potrebbero essere Plescia e Mungo, ma nel ritiro in Sila continua ad allenare giovani guidati dal capitano Ragusa e dal portiere Fumagalli, senza avere certezze sul ritorno al Francoscoglio. La sciarpa del Catania sull'auto del Papa. Il video è diventato virale, specialmente tra i tifosi rossazzurri. Alla giornata mondiale della gioventù, che si è conclusa a Lisbona, Papa Francesco ha attraversato 2 ali di folla con l'auto con la quale è solito spostarsi, e durante il percorso, come ha testimoniato la ripresa effettuata da Natalia Zappalà, un tifoso rossazzurro, Roberto Pappalardo, ha lanciato una sciarpa del Catania che gli uomini della scorta del Papa hanno raccolto e l'hanno posizionato sulla pappamobile.
Siamo stupiti che ARERA, la società di regolazione dell'energia, abbia escluso la Sicilia e i comuni più direttamente colpiti dai danni provocati dai blackout di luce e acqua, oltre che dalle migliaia di disdette in alberghi e altre strutture ricettive causa incendio a Fontanarossa, dalla sospensione dei pagamenti delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti fino al 31 ottobre, riservando il rinvio invece ai comuni dell'Emilia Romagna, di Pesaro e Urbino e della provincia di Firenze, colpiti dall'alluvione, come è noto. Giustissimo, per carità, la nostra solidarietà nei loro confronti è assoluta, ma perché non anche i comuni siciliani rimasti giorno e notte senza luce e acqua, i bar, gli stabilimenti balneari, i ristoranti chiusi per il cibo andato a male, gli alberghi rimasti al buio e con i rubinetti a secco? Per non parlare delle strutture ricettive di mezza Sicilia, economicamente danneggiate dalle migliaia di rinunce e prenotazioni saltate a causa appunto del rogo di Fontanarossa. Decine di associazioni e anche enti locali importanti come Catania stanno preparando le richieste di ristoro. Si calcolano, abbiamo già detto, perdite tra il 30 e il 40% dell'afflusso turistico previsto. Quindi la politica potrebbe muoversi per ottenere come prima cosa il rinvio delle bollette anche in Sicilia, nei comuni e nelle strutture danneggiate fino al 31 ottobre. Non vorremmo che questa dimenticanza dell'ARERA possa essere interpretata come una prima avvisaglia di ciò che potrebbe aspettarci prossimamente. Per esempio la buttiamo lì con l'autonomia differenziata. Ci fermiamo qui, Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.